Ci troviamo sopra il Passo Giao, mitico, sotto Cortina da un pezzo. Vedete il simbolo della vetta? Guardate, ammirate, straordinario. Vedete? Passo Giao, metri 2236 metri. L'ho fatto in bici io, nel mio sito su YouTube, Renato Zilio. Meraviglioso, un panorama fantastico. Unione Montana Agordina. Hotel Pijao. Che meraviglia. Le mie riprese con la GoPro 9 in 4K per tutti voi. Mitico Passo Giao, sotto Cortina da un pezzo. Hotel a 3 stelle, Pijao, sopra il Passo Giao. Siamo sotto Cortina da un pezzo. Ma da un pezzo? Cortina da un pezzo. Sopra? No, siamo sotto. No, sopra. Non è sotto Cortina da un pezzo, No, Passo è Giao. sopra, perché là cortina. No, ma ha capito cosa voglio dire. Lei scherza. Chissà, forse bene. L'ho fatto in bici io questo Passo Giao. Bravo. Sì, l'ho fatto in ottobre. Stiamo camminando sulla neve. Attenzione che cadi, perché qui è un attimo cadere. Guardate che panorama.
Vedete la chiesetta? Guardate che panorama. Qui si va giù a Cortina da un pezzo. Stupendo. Per me è il passo più bello delle Dolomiti. Ha una panoramica qui sopra fantastica. Guardate che panoramica stupenda. È stupendo vederlo innevato, eh. Questo è il versante che vi faccio vedere, si va giù a Cortina da un pezzo. Io sono venuto su da Selva di Cadore, come che l'ho fatto in bici quella volta lì, che la salita è più ardua, più dura. Abbiamo una media del 9,4%, pensate, con punte del 15%, 12%. Guardate, guardate, è fantastico. Vedete? La strada, guardate che meraviglia, unica.
Un panorama stupendo. Adesso ritorniamo su, Vi ho fatto un po' vedere il panorama anche di qua, che è bellissimo. È stupendo. Non ho parole, è una meraviglia, Siamo a 2226 metri.
Stiamo salendo a piedi, dalla parte di Cortina d'Ampezzo. Qui termina San Vito di Cadore. Anche dalla parte opposta la tabella del Passo Giao, come vedete, 2236 metri. Vedete che si vede bene qua. Vedete il simbolo meraviglioso, stupendo, la chiesetta, ed è un parcheggio qui, la chiesetta meravigliosa. Siamo sempre sotto San Vito di Cadore, Cortina d'Ampezzo, vedete? Che meraviglia!
faccio vedere la chiesetta da vicino. Guardate che meraviglia. La chiesetta, vedete? San Giovanni Gualberto, 1968. I forestali d'Italia. Bella, bella, dai. Tipica di montagna. Vedete il tetto? Guardate che meraviglia da qua sopra, stupendo, non ho parole, è stupendo, siamo in mezzo alla neve. Passo Giao, mitico, il più bel passo dolomitico. Avete visto che catena che vi ho fatto vedere? Anche da questa parte è meravigliosa. Guardate sta chiesa, sempre meravigliosa, bella. Passo Giao, vedete, metri 2236 metri, comune di Colle Santa Lucia sarebbe, siamo sotto Cortina d'Ampezzo sempre. Qua stiamo attenti che è ghiacciato.
Vedete, Dolomiti, Hotel Pigiao a 3 stelle. E qui si sale da Selva di Cadore. C'è ancora le scritte del Giro d'Italia sull'asfalto. Quando l'ho fatto io in bici in ottobre si vedevano molto meglio. Guardate che panoramica da qua sopra, che è meravigliosa. Qui termina anche il Colle Santa Lucia, vedete? No, 5 minuti. Guardate che meraviglia. Anche di qua. Tam světa Krona Negra někde. Ta Krona Negra, to je tamhle ten trojúhelník. Jo. Guardate che immagini stupende. Stiamo salendo verso il simbolo del Passo Giao. Quella è la vetta. Vedete la roccia? Una meraviglia. Guardate, guardate che meraviglia. Che panorama stupendo. Vedete?
Guardate, guardate. Una cosa stupenda. Vedete il sole che batte sulla roccia? Guardate, guardate, una meraviglia, eh. Guardate i tornanti da Selva di Calore, dove sono su io. Stupendo. Guardate, una lastra di ghiaccio, vedete? Vedete la strada, i tornanti e il panorama, stupendo. Una panoramica stupenda, eh? È il più bel passo dolomitico.
Quando lo dico non esagero mica, è veramente meraviglioso. Sopra c'è, vedete tutta la catena. Che razza è? Siberian Husky. Che bello! Quindi lui qua. Vede un cane siberiano, Eh sì. nella neve va a meraviglia lui. Sarebbe un lupo, vero, siberiano? No, è un husky. Ah, un husky si chiama, husky. Salve. Si sale sempre sopra, vedete?
Che bello. Buongiorno, che bello. Guardate da qua sopra, che meraviglia!
Siamo proprio sotto il simbolo, se lo tocca con le mani. Panorama che c'è dell'incredibile. Andiamo sopra, vedete, siamo proprio sopra, a 2 passi dalle rocce. Guardate che meraviglia, siamo a 2300 metri più o meno. Stupendo. Vedete le antenne sopra qui? Adesso noi ritorniamo al passo. Immagini 4K, Vedete i tornanti e la salita che si sale da Selva di Cadore, l'ho fatta in bici io, è una salita di 11 km che non va mai sotto il 9,4%. Però la vera salita impegnativa comincia a 8 km dalla vetta. Per me sui tornanti, dal primo al 29esimo tornante.
Guardate che immagini incredibili che vi faccio vedere, stupende. Guardate che salita stupenda. Che immagini meravigliose. Chi ama la montagna, come il mio amico Francesco Marchiori da Verona, sono uniche queste immagini. Passo Giao. Adesso stiamo scendendo al passo. Che stupendo. Stupendo. Guardate che immagini stupende, le farei 1000 volte da quanto belle che sono. Siamo quasi arrivati al passo che si trova a 2226 metri. Noi siamo andati in circa sui 2003. Guardate che stupendo, eh?
Non ho parole. Meraviglioso. Ecco, siamo sul passo. No, non siamo neanche ancora sul passo. È il prossimo. Sì, è il prossimo. Sempre il passo Giao, però siamo sopra dove si arriva con la macchina praticamente, che è 2226 metri. Abbiamo fatto una piccola camminata, siamo andati a 2003. Sì, siamo alzati di una settantina di metri. Qua stiamo attenti che è ghiaccio. Guardate che immagini stupende. Dove c'è la chiesetta è il passo. E vedete che la intravedete? È l'hotel a 3 stelle, più giù. Fra un poco concludo la mia ripresa.
la chiesetta. Ecco, siamo sul passo. Concludiamo con l'hotel, dai. Pigiao, Hotel Pigiao. Pigiao, praticamente è il simbolo del Giao, Passo Giao. Vedete? Vedete dal colle Santa Lucia entriamo, vedete colle Santa Lucia finisce qui proprio dal passo e poi San Vito di Cadore, San Vido e sotto Cortina da un pezzo. Vedete la chiesetta sempre, qui chiudo, dai, bellissima la chiesa, vedete? La chiesetta che è una meraviglia.